Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo su Flight Simulator, Giro del Mondo, tappa 43, da Montreal a Dublino. Ragazzi, si ritorna in Europa. E ormai siamo alla fine di questo Giro del Mondo. E adesso torniamo in Europa per fare le ultime tappe e ritornare a Roma, dove abbiamo cominciato parecchi mesi fa, mi pare marzo o aprile, adesso non mi ricordo. Questa rotta è molto lunga, 2030 miglia. Sta piovendo, quindi sono le 3 di mattina e sta piovendo, insomma non diluviando, ma comunque piove abbastanza. E niente, partiamo a quest'ora nella speranza di arrivare con il chiaro a Dublino per fare un atterraggio decente. Insomma, visto che l'ultimo atterraggio, il penultimo, se non mi ricordo, è stato positivo, voglio continuare la striscia positiva. Ragazzi, andiamo. Lasciamo Montreal, bella giornata a Montreal, parecchie nuvole. Quindi siamo già quasi in rotta. E si ritorna nella cara vecchia Europa. La 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 la. Vola. Un saluto al Canada, agli Stati Uniti, a tutto, e si ritorna in Europa, ragazzi. Ormai scusate, ormai siamo alla fine di questo incredibile Giro del Mondo, che è stata una roba una maratona infinita. Ok, eccoci qua, siamo in rotta. Vai raga, andiamo con il momento Super Quark. Ragazzi, sarà un momento molto veloce perché sorvoliamo quasi interamente l'Oceano Atlantico, poi in Canada il Labrador e Terranova, e in Irlanda solo Dublino, quindi poca roba quest'oggi. Quindi da Piero e Alberto Angela è tutto. Raga, siamo in pieno Oceano Atlantico, mancano 975 miglia, 52 minuti. Che do coglioni sto Oceano Atlantico, mamma mia, non vedo l'ora di arrivare in Irlanda, sinceramente. Queste sono le rotte che odio di più perché sono lunghissime e non vedi un cazzo, vedi solo oceano. Ragazzi, sto preparando il vlog, lo voglio pubblicare insieme ai 3000 iscritti, così faccio anche dei ringraziamenti delle robe. E niente, chiaramente sarà in stile fly, nel senso che ho deciso di fare i miei vlog in stile Fly Simulator, cioè con vestito da pilota, cioè vestito con la giacca elegante, con l'occhiale alla Top Gun, robe così, visto che comunque Fly Simulator è stato il mio primo gioco, diciamo, fondamentale, importante del canale, quindi ho deciso di fare i vlog così. E niente, adesso vediamo un attimo. Sarà un vlog prima magari di ringraziamenti e robe, insomma, magari per i 3000 iscritti, spero di arrivarci il prima possibile. E poi vediamo di fare qualche cazzata del Cumene, insomma, che sapete che il Cumene per le cazzate è abbonato ormai. E così, vabbè, adesso qua io devo velocizzare di brutto e andare alle ultime 50 miglia, perché veramente, cioè, vedere solo oceano è una cosa, cioè, è noioso per me, figuriamoci perché devo vedere il video, cioè, un divertimento incredibile. No ragazzi, guardate che bella la luna. Guardate che roba, questa è una chicca che non potevano non registrare. Cioè una luna praticamente, sì, quasi inesistente, impercettibile, però c'è una Roma, guarda, che atmosfera romantica in quel dell'Oceano Atlantico. Ah, che bello, ci vuole una canzone d'amore. Noi due nel mondo e nell'anima, Cumendone sei fuori rotta. Vabbè raga, dai, andiamo avanti perché sennò YouTube mi banna il video, no, per i copyright audio, ma perché faccio troppo raga. Un altro momento da immortalare, l'alba, ormai il sole è pronto, ci siamo, manca poco, mancano 487 miglia, 27 minuti e l'Ireland è vicina, ormai ci siamo, bene.
Vedo che madonna sto oceano Atlantico, ragazzi, mi sta smaronando le balle. Oh ragazzi, finalmente sole, finalmente, insomma vediamo terra emersa, eccola qua. L'Irlanda, oh finalmente, non aguantavo più ragazzi, guarda che bella giornata. Sole che spacca le pietre, neanche una nuvola praticamente, e me la godo alla grande. 15 minuti ormai, 273 miglia. Ormai che siamo finalmente, veramente una rottura di bai infinita, cioè 20 ore di marcia, una roba impressionante. Ok. Oh ragazzi, ci siamo, 39 miglia, devo atterrare, arrivano le nuvole, ma porca miseria, ma quanta sfiga, oh Dio santo. Adesso un attimo a capire qua. Vabbè, teoricamente l'aeroporto è dritto per dritto. Adesso vediamo, dai raga. Puttana miseria. Ma è stato bello fino adesso, a parte all'inizio. E bam, mi becco le nuvole qua. 32 miglia, Roger, Roger. Dublin Center, Roger. Autorizzazione all'atterraggio. Lei non può atterrare. Va bene. Non si può atterrare. Ma io me ne ciavo, atterro lo stesso. Affanculo, va. Irlandesi del cazzo. Non vedo niente, fioi. Altro che Roger, Roger. Aiuto, aiuto. Adesso sono arrivate le nuvole, ragazzi. Devo vedere le lucette. Altro atterraggio di quelli da brivido. Da brividi sto atterraggio, eh. Non piove, però un tempaccio. Cioè, tante nuvole fastidiose, devo abbassarmi. Ah, Dio mio. Che two balls. 25 miglia. Io speravo in un bel avvicinamento a vista, invece. Altro che. Ah, Dio, al momento. Non ce la faccio più, ragazzi. Cioè, non è possibile. La sfiga del commento delle ultime rotte è incredibile. È la pioggia, è quello, è st'altro. Madonna, ho detto che bello. Ho fatto giusti i calcoli, arrivo di giorno, così vedo bene. Vedo benissimo. Ma veramente d'incanto. Dai ragazzi, non vedo ancora niente, mancano 20 miglia e non vedo ancora l'aeroporto. Sono molto contento. Sono proprio nuvole fastidiose, cazzo. È una bella giornata, ma ste nuvole proprio proprio le hanno messe, le nuvole di Fantozzi, messa proprio sopra l'aeroporto, ma vaffanbrodo. Non vedo lucette, non vedo niente. Merda, merda, merda. Mamma mia, siamo qua ormai, eh. Oddio, raga, non vedo niente. Oh, piove proprio a Dublino, eh. Vedo delle nuvole abbastanza minacciose. Perché piove sempre nel Regno Unito, Irlanda, piove sempre, puttana, Se non è possibile. Ah, attenzione, forse piove anche, eh. No! Oddio, 15 miglia, non si vede una mazza. Attenzione, là però si vede qualcosa qua. Eccolo qua, qua c'è qualcosa. Qua c'è qualcosa, tra le nuvole. Ma, oddio, fioi. Raga, nebbione. Ma se non è qua, dove cazzo è? Ma, mi hanno rubato l'aeroporto? Calma. Relax. Allora, l'aeroporto deve essere qua per forza. Madonna santa, Dio mio. Avete caso anche in stallo qua. Oddio, dov'è? Dove cazzo sei? Oh, eccolo qua, bello! Eccolo qua. Mamma mia, che atterraggio, ragazzi, a Dublino. Cos'è quella roba là? Boh, non so.
Se qualcuno mi può scrivere nei commenti cos'è sta roba, mi fa piacere. Vai. Mamma mia che pista. L'abbiamo trovato, rurururu, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Dai, 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 dai. Ah, proprio che giusto, giusto. Guarda che nuvoloni proprio sopra, è pazzesco, guarda che roba. Cioè, boh, vai, veramente ce l'ha con me, nuvolotta di Fantozzi. Dai che però sono ancora in linea perfettamente, cioè, incredibile, dai Comenda, dai un altro bel atterraggio per dimostrare al mondo che non sei una pippa. Vai Comendone, vai Comendone, vai Comendone. Ercomenda, Ercomenda. Ok. Pista anche bella corta, cioè, hanno proprio risparmiato sti irlandesi. Non sono gli scozzesi però, tirchi, puttana miseria. Cioè no, guarda che pista da culo. Dai, dai, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Eccoci qua. Aspetta, oddio, oddio, forse siamo un po'... Ozzo, ozzo. Sfruttiamo anche il prato, raga, ma chi se ne frega, l'importante è arrivare sani e salvi. No, più che altro sani, cioè salvi, perché sani... Eccoci qua. Vabbè, arrivo un po' corto, e vabbè. Merda. Vabbè. Siamo andati a fare campi. Tiella, tiella, comendone, tiella. Tiella. Sì! È andata ragazzi, siamo andati per campi ma un buon atterraggio. Con l'F18 sapete che sono una pippa obesa, ma stavolta e anche l'altra volta ho fatto cose positive, vaffanculo. Vabbè raga, che sta rotta è andata, madonna, mi ha più rotto le balle che altro ragazzi, perché fioi, cioè, basta con sto oceano. Ormai veramente so a memoria tutto l'oceano Atlantico, tutte le onde, tutte le perturbazioni, le robe, le so. Vabbè raga, prossima rotta è Dublino-Lisbona, quindi ormai siamo veramente a un passo dalla fine. Dopo Lisbona, Firenze, Venezia e Venezia-Roma, quindi ormai tre rotte abbiamo finito questo giro del mondo. Ragazzi, un saluto dal Comendone. Ciao!